Frizziero che torna dopo oltre un mese e mezzo a giocare in casa. Ospiti che arrivano da una sconfitta casalinga per 2-7 contro la capolista. Dal palazzetto dello sport di Tre Baseleghe, buonasera da Udino Baggio per Roblox, per Union Diavoli, Cosmos 9. Bresolin lascia passare Moore dove c'è Baron che va a puntare. Baron si accentra, Baron il tiro, rimpallo ancora Baron a dire di no Spagnuolo. 2 minuti e poco più trascorsi. Fami vede Bresolin nel taglio, ottima palla Bresolin. Spagnuolo Fami cerca Bresolin, intercettato da Pavanetto. Conduce Pavanetto, c'è anche Favero vicino a lui. Poi Favero si ferma, proprio Pavanetto serve per il numero 9 che va con la torre. 10:38 a fine primo tempo, sportellato con Boateng, la torre resiste. Quindi Pavanetto sulla sinistra, Pavanetto verso il calcio d'angolo al centro. È libero, dimenticato dalla difesa. Il numero 8, Lucas Cotton, che con il piatto sinistro la tiene a mezza altezza. La tocca ma non basta, l'estremo difensore del Cosmos. Bresolin, Favero arriva sul pallone, quindi ripartenza Union Diavoli. Favero una finta, Favero se la sposta sul mancino, Trivellin, poi la torre sotto porta non riesce. Contromovimento di Ogda che ha spazio, può vedere Bresolin lontano, Bresolin il destro. Il passaggio di Ogda, il destro di Bresolin di prima, ma soprattutto la grandissima parata, la risposta di Luigi Spagnuolo. Una parata da card, da mix card da salvare attraverso gli highlights di Roblox. Trovate sempre tutto in descrizione. Fami controllo, può salire anche Ogda. Fami la finta di andare da una parte, invece va dall'altra. Fami va alla conclusione, la palla resta lì, Ogda! Doppio miracolo di Spagnuolo ancora. 4 minuti e 20 secondi scarsi a fine primo tempo. Giulio Righi d'esterno, Beltrame ancora dal 17 che trova il palo. Centralmente Marco Latorre oltrepassa a metà campo, vuole l'1-2 con Simonetti, il controllo non è dei migliori, quindi Cosmos 9 in avanti, Boateng per il tocco di Jean-Pierre Moore. Lucido alza questa palla sul secondo palo, il contropiede del Cosmos che vale 1-1 a 1 minuto e 46 da fine primo tempo. Di secondo tempo, rimessa per i padroni di casa con Pavanetto che va a cercare il destro da fuori, da lontano. Ripartire la squadra di casa in maglia rossa con Favero. Favero però si dimentica dell'arrivo di Fami, quindi Fami 2 contro 1, libero Boateng, dal limite Boateng la mette sotto le gambe del portiere. Fa 2-1 il Cosmos 9 con il gol del numero 10, il suo 8º gol stagionale. Il tocco dietro al volo per Ogda. Ogda prova a restituire al 7, ma poi invece consegna Pavanetto che con un destro al volo va in porta. La torre cerca il varco su Righi, trova il petto di Ogda e poi si lancia in spaccata. Il fallo fischiato dal direttore di gara e il cartellino rosso per Amin Ogda. Tutta chiusa la squadra di mister Luigi Zanetti con Righi che va a destra. Cercato e trovato fuori area, libero, può caricare il destro Beltrame, ma trova un super Trivellin. 7:28 al termine, non è riuscito a segnare l'Union Diavoli con la superiorità numerica. Ci prova ora Pavanetto che salta Baron. Pavanetto! Il destro di Pavanetto, l'azione solitaria sulla linea laterale di sinistra del numero 10 dell'Union Diavoli. Pierre Moore cerca il dribbling su Scotton che però gliela porta via. Scotton va in volata, Scotton esplode di gioia il palazzetto dello sport di Tre Baseleghe perché l'Union Diavoli è avanti, la riacciuffa da sotto di 1 a sopra di 1 grazie alla doppietta di Scotton. Va lungo a cercare Pavanetto, la mette fuori con la testa Jean-Pierre Moore, quindi arriva Scotton, una finta di Scotton ancora dal limite, incontenibile Lucas Scotton, esulta ancora una volta il popolo giallo-nero dell'Union Diavoli, la tripletta on fire oggi, Lucas Scotton. Baron cerca la via personale ma perde palla, quindi c'è Righi che può andare in porta, Giulio Righi, gol del 5-2 Union Diavoli. Comodamente, con un passaggio praticamente, cerca la porta e la palla si insacca. 1:26 a fine gara. Nicolò Baron apre a sinistra, cercato Bresolin al centro, deviazione, ci prova Jean-Pierre Moore, ma la tocca Spagnuolo. Spagnuolo alza la testa perché vede un uomo libero che va incontro, è Scotton, poi il tocco per il destro di Pavanetto che incrocia Trivellin, si tuffa. 10 secondi alla fine, interno di Fami che passa sulla destra, Fami verso la porta, Beltrame, Baron ancora back con difensore. Ancora però Union Diavoli, succede di tutto, Baron, palla al centro, messa fuori, Berto, addosso a Fami, chiude avanti il Cosmos, quando ormai però il risultato premia già la formazione di casa, finisce in questo momento la partita tra Union Diavoli e Cosmos 9, vincono in rimonta dal 2-1 degli ospiti, il 5-2 della squadra di casa, con la tripletta di Scotton in grande forma oggi, 3 punti che mancavano da tanto.